esattamente, le vittime sono i nonni e le nonne dei nostri paesi, delle nostre comunità, anziani, ultra settantenni, taluni addirittura un 91enne, che venivano avvicinati da una donna con un pretesto nei pressi della propria abitazione, al cimitero, nelle chiese, al mercato, e poi cinti al collo e abbracciati e in pochi istanti derubati dei loro averi, per lo più orologi e collane di valore. In alcuni casi si è verificato appunto che di fronte alla resistenza della vittima non hanno avuto scrupoli, non hanno esitato anche a porre in essere delle condotte proprio fisicamente violente. Benché si tratti di fatti che possono sembrare apparentemente non particolarmente gravi o di grande allarme sociale, tuttavia proprio per la tipologia delle vittime e per la tecnica utilizzata, questa tecnica subdola, no, dell'abbraccio, si tratta comunque di fatti che a nostro avviso sono gravi e soprattutto la gravità deriva anche dal fatto che si sono ripetuti in tempi molto ravvicinati e quindi ecco, si trattava appunto di un gruppo di persone che era evidentemente specializzato in questo tipo di attività criminose.